Convenzione per ridisegnare i confini tra Aragona, Favara e Agrigento. Stamani i sindaci di questi tre comuni, tra cui lei, firmano una convenzione che però poi dovrà passare ai rispettivi consigli comunali per essere approvata. I cittadini hanno richiesto a gran voce questa revisione di confini e per quanto riguarda Aragona e per quanto riguarda in particolare quattro strade è qualcosa che va avanti sin dal 2004. Aragona e Favara, voglio ricordare, già intorno al 2010 avevano chiuso la questione. Poi il fatto che sia venuta fuori la situazione di Favara Ovest portò Favara a richiedere che si potesse chiudere la questione solo se si metteva dentro Agrigento, cosa che si fece, ci abbiamo lavorato, i tecnici hanno predisposto tutti gli elaborati, stasera siamo qui per sottoscrivere questi elaborati. Andiamo a sistemare situazioni assurde che si trovano all'interno dell'area industriale. Noi ad esempio abbiamo l'IPIA che ricade sul territorio di Aragona solo perché alcune classi e la stessa segreteria ricade sul territorio di Aragona, mentre le strutture annesse e connesse tipo la palestra e i laboratori ricadono sul territorio di Favara, così come tantissime aziende della zona industriale, parte del loro opificio ricade su Aragona, altra parte ricade su Favara, con delle lungaggini burocratiche nella richiesta delle autorizzazioni che spesse volte li mettono anche in difficoltà non solo loro, ma anche gli uffici che devono rilasciare le autorizzazioni. Si sta per mettere un punto alla vicenda che ha visto parte di cittadini di Favara, del territorio di Favara, transitare ad Agrigento, adesso stanno per ritornare a Favara. La vicenda deve comunque passare dal Consiglio Comunale, ma quasi sicuramente verrà approvata. Questa vicenda risale a tantissimi anni fa, circa un quarto di secolo, che si ragiona e si discute su questo. Quella di oggi è sicuramente una giornata importante, soprattutto io dico per la comunità favarese, perché è la stragrande maggioranza dei favaresi che ha, diciamo, il problema vero e proprio di cambio dei confini, perché si tratta di circa di 1 migliaio di cittadini, mentre quelli di Agrigento e quelli di Aragona, diciamo, sono nel giro di qualche decina. Per cui per noi di Favara, diciamo, questo risultato è un risultato su cui abbiamo lavorato per raggiungerlo, ci siamo quasi. Stasera firmiamo questi documenti che sono stati predisposti dagli uffici tecnici dei tre comuni. Io non posso che esprimere quindi la soddisfazione della mia città per quanto sta avvenendo, anche se ancora c'è qualche altro passaggio da fare. Si delimitano i confini fra Favara, Agrigento e Aragona. Oggi un passo importante, anche se la questione deve passare al Consiglio Comunale, ci deve essere poi un referendum. Sì, si chiude la parte che riguarda l'iter della Giunta, si definisce la convenzione che viene proposta al Consiglio Comunale, dopodiché si pronunceranno i tre consigli comunali, dopodiché si pronunceranno in via referendaria i cittadini. Finalmente l'iter pare oramai avviato a definitiva soluzione, noi prendiamo l'intera area industriale di Agrigento che era spezzettata, come è noto, e lasciamo il quartiere di Favara Ovest che fisicamente è nella cittadina di Favara. Cosa comporterà in termini, diciamo, di residenti? Un incremento in più per Favara, nella sostanza però si razionalizza enormemente dal punto di vista fisico, quartieri, e si annette l'area industriale alla città capoluogo. L'assessore all'urbanistica si è occupata da vicino di questa vicenda e anche stata alla Regione, perché ricordiamo che un passaggio spetta proprio alla Regione Sicilia. Sì, adesso l'amministrazione ha fatto la sua parte, quindi predisponendo tutti gli elaborati tecnici necessari che dovranno essere corredati alla proposta di delibera per il Consiglio Comunale. La Regione, ricevuta questa delibera con gli allegati tecnici che oggi sono sul tavolo di questo incontro, predisporrà dopo la sua valutazione un quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate.